Drammatico incidente stradale stamattina lungo la 4 tra Melo e Roncade. In un tamponamento tra un furgone e un mezzo dell'esercito hanno perso la vita 2 militari, il cordoglio del ministro della difesa Trenta. Non solo Venezia, anche Treviso ha i suoi cafoni. Sabato notte 3 ragazzi ubriachi in zona Buranelli, uno si è tuffato nudo nel Cagnan. Il sindaco Conte, tolleranza zero contro questi episodi. Famiglia sterminata in Macedonia, è fermata la figlia maggiore con 2 complici, sarebbero stati loro a organizzare il delitto in cui hanno perso la vita l'operaio di Gaiarine, la moglie e la figlia più piccola. Violenta grandinata nel pomeriggio lungo la 27 nel tratto di Conegliano, a pochi minuti il manto d'asfalto si è imbiancato con le auto che hanno iniziato a perdere aderenza. Levata di scudi dei fedeli a Vittore Veneto dopo la notizia dell'inchiesta sull'ex parroco di Santa Giustina accusato di molestie sessuali, i fatti risalirebbero a 8 anni fa. Disagi stamane alle poste centrali chiuse per lavori, molti utenti non lo sapevano, hanno travolto gli operai di richieste di informazioni. Sono partiti da stamane da Treviso per un tour di 740 km a nord-est, 7 ciclisti diabetici che vogliono dimostrare come si può convivere con la malattia. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, la cronaca del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la 4 tra Meolo e Roncade, un violento tamponamento tra un furgone e un mezzo dell'esercito, hanno perso la vita 2 militari. In queste ore tanti i messaggi di lutto e di ricordo dei 2 militari, su tutti quello del ministro della difesa Elisabetta Trenta, arrivato nel pomeriggio su Twitter a nome mio e delle forze armate, ha scritto il ministro: esprimo sentito cordoglio per la tragedia, profondo dolore e vicinanza alle loro famiglie e all'esercito. Allora la cronaca di quanto avvenuto stamattina nel primo servizio. Un impatto violentissimo. 2 mezzi coinvolti, 2 militari dell'esercito che hanno perso la vita, altrettante persone sono rimaste ferite, 1 in modo grave. È il bilancio della drammatica giornata lungo la 4 a poca distanza dall'entrata del casello di Melo in direzione Trieste. Sono circa le 11, una Panda con a bordo 3 militari in forza al reggimento Trieste a distanza Forlì sta seguendo una colonna di mezzi dell'esercito diretta a Pordenone. Quando si sarebbe formato un rallentamento, il traffico procede piano ed è a quel punto che, secondo quanto ricostruito dalla polizia autostradale, un furgone per cause che ora dovranno essere chiarite dalle autorità finisce contro la Panda dell'esercito. Per lo scontro il mezzo si ribalta, ferma accanto sulla corsia l'altra vettura coinvolta. All'interno sono in 3, al volante un 34enne che rimane gravemente ferito e viene trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso. Seduti sul sedile del passeggero e su quello posteriore altri 2 commilitoni, un 41enne e un 39enne. Si tratta del sergente maggiore Valerio Canzio e del caporal maggiore capo Rocco Rilievi. Purtroppo i sanitari arrivati sul posto con ambulanze e automediche da Treviso e Mestre non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito ma in maniera meno grave trasportato all'ospedale all'Angelo anche l'autista del furgoncino. Sul posto sono arrivati i mezzi di autovie per deviare il traffico e dei vigili del fuoco da Treviso e Mestre. L'autostrada tra Meolo e San Donà è rimasta chiusa un'ora per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi di legge da parte della polizia. Successivamente, intorno alle 13, è stata riaperta in una sola corsia. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, appresa la triste notizia, in una nota si è detto profondamente addolorato e ha espresso a nome dei soldati dell'Esercito italiano e suo personale i sentimenti di stretta vicinanza e intimo cordoglio ai familiari. L'Esercito, nella consapevolezza dell'angoscioso momento che stanno attraversando i familiari dei militari coinvolti, chiarisce sempre la nota, sta garantendo tutto il supporto e il sostegno necessari, oltre a fornire massima collaborazione per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Rapina la scorsa notte al bar Cacao in via Castellana a Resana. 3 malviventi intorno ai 20 anni sono entrati in azione con il volto coperto poco prima della chiusura, intorno a mezzanotte e mezza. Hanno puntato una pistola, forse giocattolo, al volto del titolare e sono fuggiti a bordo di un appunto con l'incasso che ammonta a circa 1.000 euro. All'interno del locale al momento della rapina c'erano il titolare cinese, la moglie e alcuni collaboratori. Tutta l'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne al locale che mostrano l'ingresso appunto dei malviventi e la loro richiesta di denaro sotto la minaccia di un'arma. Sull'episodio indagano i carabinieri di Castelfranco. Adesso in città, nel capoluogo, a Treviso, con un episodio di degrado, parliamo di cafoni, evidentemente non sono più appannaggio di Venezia. L'altra notte 3 ragazzi ubriachi si sono fermati nel sottoportico dei Buranelli e uno di loro poco dopo si è denudato tuffandosi nel canale, una scena che non è passata inosservata ed è finita direttamente nel cellulare del sindaco Mario Conte.
Notte tra sabato e domenica. Sono passate da poco le 3 quando dei giovani decisamente ubriachi imboccano chiassose sotto portico dei Buranelli, uno dei simboli di Treviso. Poco dopo, all'altezza del ponticello di ferro, uno di loro pensa bene di levarsi tutti i vestiti e completamente nudo si tuffa nel Cagnan tra le risa e il chiasso dei compagni. Un bagno di qualche minuto, probabilmente sufficiente a far un po' rissalire il protagonista, che risale e comunque rimane per oltre 10 minuti in versione da mitica nel sottoportico, scherzando con gli spettatori dell'insolito bagno. Una bravata messa in atto in una zona dove le telecamere del comune non arrivano, con la convinzione forse di farla franca, ma non sanno che quel chiasso ha svegliato uno dei residenti, che non ci pensa un attimo e immortala lo spettacolo col telefonino per poi spedire tutto al sindaco. È un video che la coscienza civica dei cittadini mi hanno fatto arrivare grazie ai social network. Mi è stata appunto segnalata la presenza di questi ragazzi presumibilmente ubriachi che facevano il bagno nudi all'interno nei canali nei Buranelli. Un atteggiamento che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare. Adesso con la Polizia Municipale controlleremo tutte le videocamere di sorveglianza per cercare di rintracciare questi ragazzi e sanzionarli, perché a Treviso questi atteggiamenti non sono assolutamente tollerati. Dopo Venezia con i tuffi dai ponti arriva anche a Treviso questa moda scellerata, con il pericolo che per lo shock termico, considerando che il Cagnan come il Sile è fiume di risorgiva e quindi a temperatura d'acqua costante, dalla bravata in pochi attimi si passi alla tragedia. Un gesto che il sindaco non esita a definire di sfregio alla città. Sono atteggiamenti che mancano di rispetto alla collettività e alla città stessa, quindi non abbiamo alcuna intenzione di abbassare la guardia e di lasciar passare questo episodio come una goliardata. L'altro dato che emerge dalla vicenda è l'attenzione dei cittadini con l'arma formidabile dei telefonini. Credo che oggi i cittadini abbiano un ruolo importante a supporto delle forze dell'ordine. Video come questi sono d'aiuto per le forze dell'ordine per poter arginare questi fenomeni. Quindi io invito sempre i cittadini con coscienza a comunicare, ad avvisare il sindaco piuttosto che i loro rappresentanti in municipio, piuttosto che direttamente le forze dell'ordine quando ci sono degli episodi che secondo loro non sono corretti. Questo credo che sia una rete molto importante che possa portare maggiore sicurezza per tutti noi. Torniamo alla cronaca dalla provincia e la vicenda della famiglia sterminata in Macedonia, la famiglia dell'operaio 55enne che lavorava a Gaiarine, e la svolta nelle ultime ore, una svolta davvero incredibile con la figlia insieme ai due complici fermata dalle autorità locali. Massacro in famiglia, la più terribile delle soluzioni, il più tragico degli epiloghi sembra prendere forma per un caso che aveva scosso due comunità, Sacile e Cordignano, dove Amit Pocesta, il 55enne operaio macedone, rispettivamente viveva con moglie e figlie e dove lavorava. Già, le figlie. La 14enne Anila era rimasta vittima dell'agguato in Macedonia assieme al papà e alla mamma, un viaggio a casa per un matrimonio prima di tornare in Italia, dopo le ferie. Erano rimaste sole le altre due figlie e già tutti piangevano per le ragazze, ma una di loro, la 28enne Blerta, sarebbe incredibilmente direttamente coinvolta nel triplice omicidio. Il Ministero dell'Interno macedone ha confermato questo pomeriggio in una nota il ragionevole sospetto che a uccidere Amit, Nazmie e Anila Pocesta sarebbe stata proprio la figlia maggiore di 28 anni. Nella nota si conferma anche che ci sono altre due persone fermate di 31 anni e di 61 anni, rispettivamente di Gostivar e Debar, che avrebbero avuto ruoli diversi nella vicenda. Uno dei fermati vendendole la pistola e l'altro offrendo un supporto logistico al massacro nell'abitazione. In questo momento si sta cercando di ricostruire esattamente cosa sia accaduto in quegli istanti terribili. Le tre persone fermate, Blerta e i due complici, sono state identificate anche grazie all'esame del DNA effettuato su campioni prelevati nei giorni scorsi. La 28enne dopo il delitto sarebbe tornata rapidamente in Italia con l'altra sorella e per mascherare il suo gesto si sarebbe poi recata a Debar, la località di residenza della famiglia Pocesta nell'ovest della Macedonia, al confine con l'Albania. Un'indagine in evoluzione e dai molti interrogativi ancora non risolti, a partire dal movente di un delitto così terribile ed efferato. Violenta grandinata oggi pomeriggio lungo la A27 nel tratto di Conegliano, pochi minuti e poi, come si vede anche nelle immagini, il manto d'asfalto si è imbiancato con le auto che hanno iniziato a perdere aderenza. Per questo, come vedete, molti veicoli sono fermati mentre altri hanno continuato la corsa a passo d'uomo. Per fortuna i chicchi, seppur copiosi, non hanno provocato danni alle carrozzerie per un evento atmosferico durato in tutto una decina di minuti, un fenomeno circoscritto, considerando, pensate che in centro a Conegliano non solo non c'è stata grandine, ma non è nemmeno quasi piovuto, quindi un'improvvisa e circoscritta grandinata. E adesso
a Vittorio Veneto, quindi ci spostiamo di poco da Conegliano con la vicenda dell'ex parroco di Santa Giustina accusato di molestie sessuali e una comunità che lo difende. Non toccate Don Federico, devi combattere anche questa battaglia, sì, perché tu sei un combattente. Questa volta però hai l'affetto e l'amore dei tuoi amici, delle persone che ti conoscono e che grazie a te hanno imparato il significato di parole come onestà. Per quanto possa valere, io sono al tuo fianco, la mia spada taglierà le malelingue. Coraggio, amico mio, tieni duro, di certo non sarà un po' di fango a spaventarti. E poi ancora, un forte abbraccio come quelli che sai dispensare tu. Sui social in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di vicinanza a Don Federico De Bianchi, ex parroco di Santa Giustina a Vittorio Veneto. Il sacerdote è accusato di molestie sessuali da 3 persone che all'epoca dei fatti tra il 2009 e il 2010 erano ricoverati in ospedale mentre Don Federico era cappellano del nosocomio e che avrebbero raccontato di essere state molestate. Accuse tutte da accertare da parte degli inquirenti, ma il primo ad essere intervenuto sulla vicenda è stato il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, con una lettera indirizzata ai fedeli. Un nostro confratello, Don Federico De Bianchi, scrive il vescovo, è stato accusato di molestie sessuali. Dopo il primo momento di incertezza derivante dalla labilità delle accuse, i responsabili dell'US hanno messo la cosa nelle mani della magistratura, la quale ha deciso che la questione debba essere dibattuta in sede processuale. Fino al primo momento Don Federico, che si è confrontato con me, continua nella missiva il vescovo, si è dichiarato deciso nell'escludere la via del patteggiamento e anche quella del rito abbreviato. D'accordo con i suoi legali affronterà il dibattimento processuale, il luogo adeguato dove far sentire la voce della difesa e poter dimostrare la propria innocenza. Intanto a Santa Giustina, dove fino allo scorso anno Don Federico, denominato da tutti il parroco social per i suoi interventi spesso sotto forma di poesia su Facebook, da dove aveva annunciato lo scorso novembre a sorpresa il suo addio al paesino vittoriese, viene ricordato dai fedeli come una persona solare. È una persona sempre solare, sempre di buon umore, comunque stava in mezzo ai giovani. Una brava persona. Solare? Sì, allegro. L'Assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Riese Pio X di Pasta Zara ha dato mandato oggi alle organizzazioni sindacali al termine di un'assemblea di respingere le proposte avanzate venerdì scorso dall'azienda relativa al piano industriale da presentare al Tribunale di Treviso nel contesto del concordato preventivo in bianco in scadenza il prossimo 8 ottobre. I vertici di Pasta Zara in particolare avevano chiesto che fossero accettate le rinunce alla 14ª mensilità e ai premi di risultato per tutta la durata del piano di rilancio, quantificato in 5 anni. Nel progetto vi sarebbe anche il passaggio della produzione di Riese a regime di ciclo continuo. La posizione dei lavoratori sarà ufficialmente comunicata all'azienda assieme agli esiti delle assemblee nelle sedi di Rovato in provincia di Brescia e Muggia in provincia di Trieste in un nuovo incontro tra sindacati e amministratori previsto per il 10 settembre a Treviso. Ed ora è la questione vaccini, ma non solo. Alla vigilia del nuovo anno scolastico si è parlato di questo al convegno FISM a Conegliano. Chi si è vaccinato o chi non può vaccinarsi in modo certificato eccetera frequenta la nostra scuola, chi decide di non vaccinarsi non può frequentare le nostre scuole. Ci dispiace perché è una perdita dal punto di vista formativo e educativo a cui noi teniamo, però dobbiamo applicare. Il presidente FISM Treviso, alla vigilia della riapertura delle scuole, ribadisce la posizione della sua federazione che, sottolinea Contessotto, in tema di vaccini dovrà rispettare quello che la legge prevede. I bambini non vaccinati dunque non potranno essere accettati, anche se, spiega poi Contessotto, l'US2 ha tutta l'intenzione di evitare che questo possa accadere. Farà un altro giro di convocazione di genitori per colloqui personali per avvicinarli personalmente. Il primo giro ha portato a un 2% di genitori non Vax che hanno deciso di vaccinare i propri figli. Ma oltre che con i grattacapi provocati dalla questione vaccini, i responsabili delle scuole dell'infanzia si trovano a dover fare i conti anche con le risorse a disposizione. Le entrate sono purtroppo sempre le stesse, intanto incerte, dopo poche, e quindi diventa un problema. E nemmeno i contributi statali, regionali e comunali sono sempre sufficienti. Messi insieme non ci permettono di respirare tranquillamente, per cui alla fine che cosa succede? Che dobbiamo pesare sulla retta delle famiglie e questo ci dispiace perché impedisce una vera scelta educativa da parte delle famiglie. L'appello dunque alla politica nazionale, ma soprattutto regionale.
Torniamo adesso a parlare della rapina di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro telegiornale. La rapina avvenuta la scorsa notte al bar Cacao in via Castellana a Resana. Dovremmo essere in grado, chiedo alla regia, di vedere anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar che immortalano proprio in azione i rapinatori. Ecco, vedete, l'entrata dei rapinatori è circa 00:30, volto coperto, entrano direttamente nel bancone del bar e poi minacciano il titolare sotto la minaccia della pistola, lo vedete, per farsi consegnare i soldi, circa 1.000 euro all'interno del locale. Queste sono le immagini delle telecamere che hanno ripreso ovviamente tutto e sulle quali stanno lavorando anche i carabinieri di Castelfranco che stanno indagando sull'episodio. Vedete in queste immagini i rapinatori a volto coperto, pare di giovane età, raccolgono i soldi dalla cassa. Il titolare non può far altro che ovviamente obbedire sotto la minaccia dell'arma e viene poi ovviamente accompagnato probabilmente in una zona all'interno del locale dove non può nuocere, quindi poi la fuga. Queste dunque le immagini della rapina del bar Cacao in via Castellana a Resana. La politica adesso con un appuntamento, diciamo, importante atteso dalla Lega, la sentenza del riesame sui 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che la Lega dovrebbe appunto restituire allo Stato. Per il sottosegretario Giorgetti potrebbe essere una sentenza di morte per la Lega, ma il segretario veneto del Carroccio Darè non sarà così. Mercoledì prossimo potrebbe essere l'ultimo giorno della Lega Nord. Il Tribunale del riesame è chiamato a pronunciarsi in merito ai 49 milioni di euro dei rimborsi elettorali che su sentenza della Cassazione il Carroccio deve restituire. Una sentenza che potrebbe portare il partito all'estinzione. La conferma è arrivata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha sottolineato come la requisizione degli introiti futuri del partito sarebbe una mazzata insopportabile. Fino ad oggi il partito ha restituito circa 1,5 milioni di euro e se la giustizia decidesse di bloccare i fondi fino al saldo del debito mancherebbe l'ossigeno necessario per garantire la sopravvivenza del partito. Un cambiamento che non sembra però impensierire gran parte del popolo leghista, meno che mai quello della Liga Veneta. Intanto aspettiamo la sentenza di Genova, dopodiché abbiamo le rassicurazioni che Matteo Salvini ha detto la Lega non cambia nome, probabilmente cambierà solo codice fiscale. Noi rimaniamo il primo partito del centrodestra, continueremo ad esserlo e andiamo avanti. E per chi nel possibile cambiamento di nome vede anche la possibilità di accorpare gli altri componenti del centrodestra italiano, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il segretario veneto risponde. La Lega è già il movimento di traino del centrodestra e anzi penso che è bene che la Lega rimanga da sola, anche perché Forza Italia, Fratelli d'Italia sono compagini che possono andare a pescare su quell'elettorato magari più o meno moderato che magari non si riconosce nella linea dura di Matteo Salvini, ma l'importante è essere nel centrodestra, cambiare le cose, cambiare le regole del gioco. Hanno detto che l'immigrazione non si poteva fermare, Matteo Salvini l'ha fermata. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dai disagi alla circolazione. Attenti a quanti nei prossimi giorni dovranno passare per la Ponte Bana nel tratto coneglianese. Il cantiere di lavoro al sottopasso ferroviario ha infatti imposto un senso unico alternato. Il semaforo relativo causa lunghe code, come potete vedere nelle immagini girate nel primo pomeriggio di oggi. Situazione davvero difficoltosa nelle ore di punta, con la coda che a nord superava l'incrocio con Via Vital, mentre da sud arrivava quasi all'incrocio di Parè. Un cantiere delle ferrovie, fa sapere il sindaco Chies, giustamente preoccupato per le ripercussioni sul traffico all'avvio dell'anno scolastico, considerando che il cantiere rimarrà aperto almeno fino al 20 settembre. Questi disagi sulla Ponte Bana, disagi in città, ancora un altro servizio che riguarda invece una protesta, un disagio in città con lavori in via Perosi, proprio in centro a Treviso, residenti quasi sequestrati in casa per i lavori per la posa della fibra ottica e inevitabili le polemiche. Svegliarsi un giorno in via Perosi e trovarsi con la stradina davanti casa, unica via di accesso alla propria abitazione, invasa da trattori, ruspe, camion e operai al lavoro.
succede a Treviso, in questa viuzza a ridosso del tribunale. I lavori sono parte della più vasta opera di posa della fibra ottica in città e la ditta che li esegue comincia presto a scavare, sbancare cumuli di terra, posare tubi e movimentare camion avanti e indietro lungo la via. Tanto basta per far arrabbiare alcuni residenti per l'improvviso disagio, un ostacolo inaspettato davanti ai cancelli di casa che rende complicato, ma non impossibile, uscire con l'auto. C'è un caso di una persona che non si fidava a uscire perché doveva usare la macchina del marito che era molto più grande e grossa della sua, e quindi una signora che si è sentita in difficoltà ed è rimasta dentro. E non è tanto per i lavori in sé, nessuno qui osa criticare l'arrivo della banda larga, il problema è il mancato avviso. Tutti sono stati colti di sorpresa. In fondo una comunicazione preventiva non sarebbe costata nulla, sottolineano i residenti. E invece io non ho saputo niente, nessuno mi ha suonato il campanello, nessuno sapeva niente di niente, a meno che qualcuno non lo sapesse ma non lo abbia detto. Perché... Hanno ragione i residenti a lamentarsi per il mancato preavviso, dice da Cassugana l'assessore ai lavori pubblici. I lavori per la posa della fibra ottica, spiega Sandro Zampese, sono regolati da una legge nazionale per l'innovazione che non impone alle ditte di preavvisare i residenti. Ciononostante, continua l'assessore, ci deve essere collaborazione tra l'azienda committente e gli uffici comunali e infatti ho preteso di avere comunicazione costante del programma dei lavori man mano che viene approntato e dalla settimana prossima i cittadini di Treviso potranno conoscere vie e date interessate dai cantieri consultando la sezione lavori pubblici del sito web comunale. Mancato avviso in via Perosi, mancato avviso evidentemente per gli utenti delle poste centrali, questa mattina chiuse per manutenzioni, molti però non lo sapevano. Poste centrali di Piazza Vittoria, poco prima delle 10 di questa mattina. Transenne ovunque, gru estese sul tetto ed energia elettrica staccata in tutto il palazzo. Risultato: uffici chiusi fino alle 13:45 e attività spostata nelle sedi di Borgo Cavour e di Piazzetta Dolfini. Peccato che i cittadini non lo sappiano con questi risultati. Come fate, per favore? Poco aiutano i cartelli all'inizio dell'unico sottoportico aperto e di quello appeso al portone d'ingresso. La gente non guarda ma batte, tira e poi torna indietro brontolando. E come si vede è stato un via via continuo di gente che, constatata la situazione, non sapeva lì per lì cosa fare. Con il risultato che uno degli operai si è reinventato ufficio informazioni. Quanta gente è venuta da stamattina a chiedere delle poste centrali? Tanta gente. Ne ho contate circa una trentina. Da questa mattina. Poi ci sono gli irriducibili come questo signore che pur di entrare da qualche parte si infila nell'entrata delle abitazioni di alcuni dipendenti postali. Niente da fare, tutto chiuso. Salvo poi uscire, ma comunque senza rassegnarsi all'idea che per oggi alle poste centrali non si entrava. Poco distante, stretta di mano in Piazza Borsa questa mattina ed è diventato operativo il nuovo segretario comunale di Treviso, Lorenzo Traina, 60 anni, laurea in giurisprudenza con 110 lode, stretta di mano col sindaco stamane. È nato a Conegliano, dove è già stato segretario, prima ancora a Vittorio Veneto, e a Padova, prima ancora segretario della comunità montana delle Prealpi Trevigiane, e sostituisce lo storico Otello Paraluppi, in carica da 18 anni a Cassugana, sin dai tempi del primo incarico di Giancarlo Gentilini. Il sindaco Mario Conte che era in Piazza Borsa per salutare 7 ciclisti particolari in partenza per un tour nel nord-est. Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Pedalare per vincere, la vittoria è immensamente più importante di qualsiasi giro o tappa. Tagliare il traguardo qui significa stare bene, stare in salute, battere una malattia che colpisce 3 milioni di italiani con un'incidenza quasi raddoppiata negli ultimi anni. Alle 9 in punto è scattato da Treviso il Tour Ciclisti Diabetici, l'iniziativa lanciata dalla società ciclistica di Casieri Falchi di Tucson con l'obiettivo della sensibilizzazione. Per dimostrare soprattutto che chi ha il diabete può fare lo sport che vuole. La vita con il diabete è diversa ma è uguale. Al tour partecipano 7 ciclisti diabetici provenienti da tutta Italia che pedaleranno per 6 giorni lungo le strade del nord-est. Al fianco di Busarello in bicicletta, Andrea Chiandotto e la moglie Erika Vaccari di Aiello del Friuli in provincia di Udine, Guido Colombo di Cusago in provincia di Milano, Alessio Fresco di Lanciano in provincia di Chieti, Giuliano Priori di Segni in provincia di Roma e Francesco Zazza di Tivoli in provincia di Roma.
Ottimo. Addirittura un assessore Ottimo. Mi pare giusto. Perché? Cioè, è un'occasione, insomma, è sempre bello vedere le biciclette, poi sono nel mio cuore. Il Tour Ciclisti Diabetici si svilupperà attraverso 6 successive tappe sino all'8 settembre. Oggi Busarello e compagni hanno pedalato 151 km sino ad arrivare a Trieste. Domani i ciclisti andranno da Trieste a Pordenone, poi le altre 4 tappe, da Pordenone a Feltre, da Feltre a Bolzano con sosta intermedia a Trento, da Bolzano a Vicenza e infine da Vicenza il ritorno a Treviso. In totale 739 km con 6.085 metri di dislivello complessivi, tanti chilometri a pedalare ma non possono spaventare chi è abituato a lottare ogni giorno. Siete un po' il Forrest Gump del diabete? Sì, Forrest Gump ha iniziato a correre, tutti gli sono andati dietro. Noi speriamo di essere il Forrest Gump della situazione, che tutti ci seguano in un futuro. Noi come amministrazione la sposiamo e veniamo avanti con voi anche se mi non vengo in bicicletta. Oggi. Quindi grazie davvero e poi mandatemi la cartolina da prima. Siamo in chiusura, da questa sera torna 20:10 il nostro approfondimento dei fatti, il commento, le notizie e il confronto tra gli ospiti sui temi di attualità. In onda dal lunedì al venerdì 20:10 torna dunque Dentro la Notizia. E questa sera ospite il professor Enzo Siviero, l'ingegnere esperto di ponti, che ai nostri microfoni, lo ricorderete, una settimana fa ha azzardato l'ipotesi di un attentato dietro il tram di Genova. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino. Infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 15 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali al pomeriggio sui settori alpini, in locale estensione anche alle pianure limitrofe, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo per qualche piovasco al pomeriggio, possibile un po' ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.